Grazie professore, ricordo Luca Stevanato. Questa cosa dei neutroni mi fa impazzire, no? Perché mi sembra, dico, siccome penso sempre, guardate che banalizzo, penso sempre alla bomba a neutroni, Sì. voglio dire, allora c'è un'applicazione anche, come posso dire, positiva di pace Sì, per certo, quanto riguarda infatti i io neutroni. faccio una battuta prima di usare i neutroni per l'agricoltura. Io usavo i neutroni per trovare le bombe atomiche, per trovare il plutonio, per trovare l'uranio di contrabbando nelle valigie. Quindi con la stessa mia expertise know-how, con gli stessi rivelatori poi anche sono passato dall'altra parte della palizzata, sono passato dalla parte dei buoni, dalla parte delle cose belle da far vedere, e quindi sì, i neutroni possono essere utilizzati per trovare le bombe nucleari e il plutonio, ma anche per trovare l'acqua. Quindi due cose diametralmente opposte, ma fatte entrambe con i neutroni. Bene, grazie, complimenti, Prego. sicuramente questa cosa avrà un futuro, io la licenzio come si dice, Grazie perché mille. allora Diamo noi, spazio a... sì, vediamo se ci sono, volevo sentire Gaddo Cavenago, qui vicino a me c'è il dottor Mezzalira, dopo vediamo di chiudere con lui, io chiamo Gaddo No, Cavenago, sì, ci eccoci qua, sono, ti ci sento, sì sono e sì, ti sento. volevo sapere se c'erano domande. No, la domanda che mi fanno è di avere le presentazioni, quindi io già poi lo chiederò formalmente, ma chiedo ai relatori se me le possono mandare. Va E bene. altre domande non ce ne sono Va bene, al ma momento. allora adesso noi vediamo un po' di chiudere questa giornata, vediamo esattamente che ore sono in questo momento, sono le 12:30, 12:33 a dire il vero, quindi abbiamo un quarto d'ora, 20 minuti per chiudere con Giustino Mezzalira, vedo Lorenzo. Benvenuti, a proposito di Lorenzo, mi sono dimenticato prima, scusate se banalizzo, tanti auguri, ieri era San Lorenzo, abbiamo Lorenzo Furlan e Lorenzo Benvenuti, ieri sera, quindi ieri era il vostro onomastico, vedo che siete poco credenti tutti e due, quindi non avete molta dimestichezza con queste cose, ma guardate che male non fa. Va bene, passiamo alle cose più serie, ma era tanto per banalizzare, perché la notte di San Lorenzo, quella delle stelle cadenti, eccetera, è il 21 luglio, cioè era ieri sera, come no? Ciao, ieri non è il 21 luglio. Allora mi hanno detto che è il 10 agosto. Forse hanno ragione loro. Però ieri era San Ma Lorenzo. neanche i santi sono più quelli di una volta, quindi li hanno cambiati tutti. Allora torniamo a noi e allora abbiamo visto, vedete, questo quadro veramente interessante e innovativo per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua, la gestione dell'acqua di precisione. Dietro c'è lo shelter, se avete percezione, diciamo nell'ultima ora e mezza ha fatto una cinquantina di metri, una quarantina di metri, e forse voi non potete vedere, ma adesso gli ugelli per metà, tre quarti sono chiusi, lì sono aperti, anche qui sono chiusi, lì sono aperti, quindi è vero che c'è un'apertura differenziata appunto degli ugelli e quindi una dispersione attenta, ecco. Quindi perché? Perché l'acqua è un bene. Ricordatevi che la storia ci dice che sono state fatte delle guerre per l'acqua, le guerre dell'acqua sono storiche, probabilmente l'acqua è stato uno dei primi motivi per cui gli uomini hanno battagliato tra di loro. Giustino Mezzalira, oltre a essere il direttore dell'area sperimentazione di Veneto Agricoltura della sezione, si arrabbia perché non riesco mai a dirla per bene com'è, ma non importa, è il direttore della sperimentazione e della ricerca di Veneto Agricoltura, però è uomo di cultura. Allora vediamo un attimo, questo risparmio perché lo dobbiamo fare? Perché c'è un discorso generale, lo tengo io il microfono. Tutti sanno che risparmiare è sempre una cosa intelligente, solo che finché una risorsa ne hai in abbondanza e non ti accorgi del suo limite, risparmiare può sembrare anche stupido. Noi sappiamo tutti che già oggi il mondo non è più quello in cui siamo nati, è un mondo che sta diventando sempre più estremo, sempre più difficile, e se ne abusa di questi discorsi perché l'acqua, eccetera. Tu parlavi adesso di guerre per l'acqua, leggevo proprio in questi giorni una notizia di quello che sta succedendo di terribile tra l'Etiopia, il Sudan
e l'Egitto, dove l'Etiopia sta costruendo questa immensa diga sul Nilo Azzurro e ci sono già venti di guerra perché tutta l'acqua che resterà in Etiopia non andrà in Egitto, e sappiamo che l'Egitto vive sostanzialmente del suo fiume. Ecco, noi veneti sappiamo che siamo nati in una terra promessa, abbiamo una condizione meravigliosa di come è fatta la nostra regione, perché a nord abbiamo le nostre Alpi, noi non siamo nelle Alpi centrali o occidentali dove abbiamo grandi ghiacciai, però abbiamo comunque un territorio che è coperto dai suoi boschi, il sistema per come anche sono fatte le nostre montagne, i sistemi carsici, l'accumulo in profondità delle acque, eccetera, eccetera, fa sì che i nostri fiumi fino ad oggi abbiano sempre portato verso la pianura i grandi fiumi, l'Adige, il Brenta, il Piave, anzi sarebbero tutti al femminile in Veneto, la Brenta, la Piave, eccetera, eccetera. Ecco, sono sempre stati, non a caso il femminile, perché l'acqua è femminile, l'acqua è vita, no? E quindi abbiamo sempre avuto abbondanza di acqua, e quello che è mirabile è che noi nei secoli, nei millenni potremmo dire, ma sicuramente nei secoli, passo a passo abbiamo costruito qualcosa che prende questo straordinario capitale e fa in modo che non se ne vada veloce via verso il mare. I nostri sono fiumi corti, non sono grandi fiumi, quindi l'acqua tendenzialmente lungo i nostri fiumi scapperebbe via velocemente. Solo che negli ultimi secoli abbiamo saputo costruire delle cose meravigliose. Io ricordo sempre, lo ricordavo prima anche con gli amici dell'Ambi, noi veneti una stessa goccia d'acqua riusciamo a usarla 3 volte per l'irrigazione, la stessa goccia d'acqua, perché se ci pensiamo un attimo, io sono vicentino, vivo lungo il Brenta, facciamo questo piccolo ragionamento. A Bassano c'è uno sbarramento lungo il fiume, 35-36 metri cubi al secondo di acqua vengono tolti dal Brenta e portati ad innervare un fittissimo reticolo di rogge, molte delle quali hanno ancora i nomi delle famiglie nobiliari che nel 500, nel 600, nel 700 hanno avuto l'autorizzazione dalla Serenissima di prendere quell'acqua dal fiume. E con Venezia a toccare l'acqua toccavi l'alta tensione. Alberi e acqua. Alberi e acqua, esatto, come nelle nostre grandi foreste strategiche per la Serenissima. Quella goccia d'acqua che veniva presa al fiume però non era rubata all'ecosistema, veniva semplicemente immessa in una roggia che poi nella cosiddetta alta pianura, la prima fascia della nostra pianura, quella che sta sopra le risorgive, una pianura fatta di materiali grossolani, di ghiaie, di sabbie, una pianura che perde molto facilmente l'acqua, che senza l'irrigazione sarebbe stata terra da pecore, da capre, da un pascolo povero, e che invece grazie alla meravigliosa costruzione delle rogge ha permesso di diventare irrigua e quindi impiantare un'agricoltura di grande pregio, di grande qualità intorno alle ville venete, numerosissime in questa zona, e al tempo stesso forza idraulica faceva andare segherie, magli, opifici di tutti quanti i tipi. Quindi il valore dell'acqua tolta al fiume in una quota compatibile ovviamente con il fiume e messa nelle rogge, perché poi quel fiume era il Brenta che doveva essere navigato, perché poi i veneziani usavano i fiumi come le loro autostrade, quindi si potevano togliere delle quote limitate di acqua che veniva portata via e irrigava l'alta pianura, ma irrigando l'alta pianura sassosa quell'acqua si infiltrava e ancora oggi si infiltra. Ecco, quindi usata magari anche in abbondanza come sono i sistemi di irrigazione a scorrimento dove si usano enormi volumi d'acqua, sembra che quell'acqua la buttiamo via, io penso al mio destra Brenta con i prati stabili, ma non la stiamo buttando via, perché tutta l'acqua che non serve alla pianta, che è una piccolissima percentuale, finisce in falda, ricarica le falde e di lì a pochi chilometri rinasce come risorgive. E a valle delle risorgive un'altra fascia, quella della media pianura, è irrigata non più dall'acqua dei grandi fiumi, il Brenta, l'Adige, il Piave, ma è irrigata dall'acqua del sistema delle risorgive, il Bacchiglione, il Dese, il Sile, il Marzenego e chi più ne ha più ne metta, le decine e decine di fiumi che i nostri consorzi conoscono molto molto bene. Ma dopo aver irrigato questi campi,
quell'acqua di nuovo non va al mare perché viene drenata, scolata dai campi e c'è nella bassa pianura una terza fascia dove la stessa acqua viene usata come irrigazione di soccorso. È un po' la zona dove ci troviamo in questo momento, dove appunto prendendo dai canali con sistemi moderni come un pivot usiamo per la terza volta la stessa molecola di acqua. Una parte ovviamente di molecole se ne va in atmosfera con l'evapotraspirazione e quella non la ripigliamo se non alla prossima pioggia che chissà dove cadrà, ma è interessante notare come questo mirabile sistema che abbiamo costruito nella nostra pianura ci faccia essere eccellenti e abbia costruito nei secoli un sistema mirabile che è stato studiato e imitato in tante altre parti del mondo. Adesso però questo sistema non ci basta più, quindi noi abbiamo bisogno che la stessa quantità di acqua in parte, ed è un'esigenza della società, si parla di minimo deflusso ecologico, noi vogliamo lasciare più acqua ai nostri fiumi perché li vogliamo vivi, li vogliamo utilizzabili per la ricreazione, per la pesca, per il divertimento o semplicemente per la natura e quindi siamo obbligati a diventare più efficienti nell'uso dell'acqua. Dall'altra parte c'è il cambiamento climatico che ci dice che purtroppo non è detto che nel prossimo futuro abbiamo ancora il paesaggio che abbiamo adesso, anzi se guardo le proiezioni dell'IPCC sono terrificanti, si parla di una desertificazione di tutto il sud dell'Europa e noi siamo, che ci piaccia o non ci piaccia, il sud dell'Europa e quindi guai a noi se non cominciamo oggi con i nostri efficienti, ben organizzati consorzi di bonifica, con le nostre efficienti economiche aziende agricole a pensare all'immediato futuro e al futuro che sta un po' più in là. Ecco anche la ragione di queste giornate dell'irrigazione che abbiamo fortemente voluto e che ripeteremo sicuramente con il paesaggio mirabile delle nostre aziende agricole, quindi non dentro uno studio, una stanza chiusa, eccetera, siamo sotto il sole, siamo oggi beneficiati da una bella brezzolina, vediamo acqua scorrere tutto intorno a noi. Ecco, teniamo presente che questo paesaggio non è scontato, non è dovuto e che nei prossimi anni sarà più difficile conquistarcelo e gestircelo. Ecco, quindi avremo bisogno di tanta intelligenza che è tecnologia, abbiamo visto raggi cosmici, abbiamo visto sensori di tutti i tipi, eccetera, eccetera, ma poi anche intelligenza nell'uso ragionevole e solidale, perché non ci deve essere una parte di noi, io vengo dalla zona delle risorgive, uno dice me la tengo io, no, l'acqua è di tutti e quindi come Veneti abbiamo costruito un ottimo sistema anche acquedottistico che prende l'acqua buona dove c'è e la distribuisce a tutta quanta la regione. Ecco, abbiamo un enorme patrimonio, l'abbiamo sempre gestito bene in questi anni, abbiamo trovato il giusto equilibrio tra natura e agricoltura, dobbiamo continuare a farlo e queste giornate ci mostrano la strada per poterlo fare. Grazie Giustino Mezzalira, grazie di questa sintesi che forse poteva essere un cappello ma ha più senso farlo adesso. Lo vediamo alla fine. Appunto, ha più senso adesso alla fine. Allora noi chiudiamo questo nostro incontro di quest'oggi che abbiamo fatto appunto qui in streaming. Allora mi piace ricordare quindi oltre a ringraziare il dottor Giustino Mezzalira che poi è anche quello che ha pensato queste giornate e anche ha fortemente voluto che si realizzassero come Veneto Agricoltura. Voglio salutare tutta la squadra, cominciamo dalla squadra tecnica e quindi che vi ha dato la possibilità di seguire questo incontro, quindi Massimo Ortusi e Beppe Vassallo, IP-Stream che hanno appunto garantito lo streaming e poi dopo tutti i professori e dottori, Filippo Moretto dell'Ambi, Lorenzo Furlan, nostro responsabile per tutte le aziende sperimentali insieme col dottor Giannini che era qui 15 giorni fa, poi dopodiché Francesco Morari dell'Università di Padova e ovviamente Marco Martello di Agrostar. Poi dopo Luca Stevanato, il professor Stevanato, e quindi dobbiamo fare un grande ringraziamento all'università perché noi con l'università lavoriamo veramente molto bene, c'è anche il professor Misturini, ringraziamo anche lui, poi appunto il Martello. Volevo ringraziare Lorenzo Benvenuti che ha condotto, se posso dire con me, ecco, anzi piuttosto io, ma non è questo, Lorenzo ha fatto un grande lavoro di coordinamento delle 3 giornate, quindi ringraziamo tanto Lorenzo. Poi ovviamente le maestranze dell'azienda Sasserami di Ceregnano che sono stati gentilissimi e hanno realizzato tutto un contorno che non si vede ma senza del quale non si realizza nulla. Non so se dimentico qualcuno, ringrazio ovviamente
anche la collaborazione dell'ufficio stampa di Veneto Agricoltura, quindi Renzo Micheletto e per il resto e Gaddo Cavenago, stavo dimenticando, grazie Gaddo, veramente importantissimo e insostituibile, e anche ovviamente Stefano Barbieri per quanto riguarda l'attività di formazione. Bene, con questo Mimovita vi saluta, è ora di pranzo e quindi arrivederci a tutti, alle prossime nostre dirette vedrete che vi avviseremo per tempo. Ciao a tutti!